Alleluia, gloria al Signore. Salmo 42. Speranza in Dio è il titolo, è l'argomento di questo salmo, la speranza in Dio. Salmo 42, Signore sia lodato. Amen. Come la cerva desidera i corsi d'acqua, così l'anima mia anela a te, o Dio. L'anima mia è assetata di Dio, del Dio vivente. Quando verrò e comparirò in presenza di Dio, le mie lacrime sono diventate il mio cibo giorno e notte. Mentre mi dicono continuamente: dov'è il tuo Dio? Ricordo con profonda commozione il tempo in cui camminavo con la folla verso la casa di Dio, tra i canti di gioia e di lode d'una moltitudine in festa. Perché ti abbatti, anima mia? Perché ti agiti in me? Spera in Dio, perché lo celebrerò ancora. Egli è il mio Salvatore e il mio Dio. L'anima mia è abbattuta in me, perciò io ripenso a te dal paese del Giordano, dai monti dell'Hermon, dal monte Misar. Un abisso chiama un altro abisso, al fragore delle tue cascate. Tutte le tue onde e i tuoi flutti sono passati su di me. Il Signore di giorno concedeva la sua grazia e io la notte innalzavo cantici per Lui, come preghiera al Dio che mi dà vita. Dirò a Dio, mio difensore: perché mi hai dimenticato? Perché devo andare vestito a lutto per l'oppressione del nemico? Le mie ossa sono trafitte dagli insulti dei miei nemici, che mi dicono continuamente: dov'è il tuo Dio? Perché ti abbatti, anima mia? Perché ti agiti in me? Spera in Dio, perché lo celebrerò ancora. Amen. Egli è il mio Salvatore e il mio Dio. Amen. Amen. Vogliate accomodarvi? Gloria al Signore. Speranza in Dio. In chi dobbiamo riporre tutta la nostra speranza? Nel Signore, colui che può ogni cosa. Alleluia. Solo una curiosità: il Salmo 42 e il Salmo 43, secondo alcune versioni ebraiche, costituiscono un unico salmo. In questa versione è stata suddivisa Salmo 42 e Salmo 43, ma in alcune versioni costituiscono un unico salmo. È un cantico e sembra che lo scrittore stia attraversando un periodo di profonda inquietudine interiore. Sembra che sia attaccato da prove svariate e sembra che sia oltremodo attaccato e punto anche dalle persone che lo circondano, che gli dicono: dov'è il tuo Dio? Perché ti trovi in questa situazione? Dov'è il tuo Dio? Ma probabilmente era un uomo che ha vissuto una profonda comunione con Dio nel passato. Prima di questo momento lui ricorda con profonda commozione, abbiamo letto, il tempo in cui camminava con la folla verso la casa di Dio. Pare comprendere che in questo momento lui non sta attraversando questa libertà, questa gioia nel andare nella casa di Dio. Ci sono dei momenti nei quali non realizziamo appieno la gioia di andare nella casa del Signore, per tutta una serie di motivi, perché siamo abbattuti, perché dentro di noi siamo demoralizzati, forse delusi. Ma il salmista si pone questa domanda: perché ti abbatti, anima mia? Perché ti agiti in me? Ma poi dentro di sé trova anche la risposta a questa domanda.
È come se sapesse cosa fare, ma non riuscisse a farlo. Allora la risposta qual è a questo suo tormento? Spera in Dio. Profondamente sappiamo cosa fare, ma non riusciamo a farlo. Spera in Dio. Perché io ti celebrerò ancora. Come quando avevo quella gioia, quando andavo nella casa del Signore, io ritroverò quella gioia. Ritornerò nella casa del Signore. Io ti celebrerò ancora, Signore. Egli è il mio Salvatore e il mio Dio. Alleluia, amen. Alleluia. Come la cerva desidera i corsi d'acqua, pensate a questa similitudine, questa comparazione, no? Il salmista dice come la cerva desidera i corsi d'acqua. La cerva è un animale che piace salire, è fatto così, è stato creato così, le zampe adatte a salire le montagne, a arrampicarsi in qualche modo, ma poi ha bisogno di refrigerio e desidera assetarsi, cerca l'acqua e prova a discendere, si muove, desidera l'acqua. E il salmista dice come la cerva desidera i corsi d'acqua, così l'anima mia anela a te, oh Dio. Interiormente, inconsapevolmente o forse consapevolmente, non lo so, ma dentro di noi sappiamo che abbiamo bisogno di Dio. Amen. E Dio è qui. Amen. Dio è vicino. Non so perché, non so spiegarlo, ma a volte ci comportiamo come se Dio fosse lontano da noi, eppure sentiamo la necessità della sua presenza nella nostra vita. Amen. E pensiamo, perché qualcuno ci mette in mente questo pensiero, che Dio è lontano da noi, si è allontanato da noi. È una bugia. La verità è che Dio è vicino a te. La verità è che tu ti sei allontanato da Lui, ma Lui ti è sempre vicino. E allora basta avere la determinazione e la volontà di andare ai piedi del Signore. Amen. Basta prendere una decisione fondamentale. Ne avete prese decisioni fondamentali nella vostra vita? Ne abbiamo dovuti prendere, è vero? Chi ha preso la decisione di trasferirsi, di cambiare lavoro? Abbiamo preso nella nostra vita, nel corso della nostra vita, delle decisioni fondamentali. L'unica decisione importante della mia vita che ho preso, sapete qual è? Fondamentalissima, la più fondamentale di tutte, dare la mia vita a Gesù. Quella è stata una decisione fondamentale per la mia vita. E da quando ho preso quella decisione, Dio mi è stato sempre fedele. Alleluia. Ma puoi dire la stessa cosa anche tu, vero? Alleluia, Dio è fedele. Alleluia. Allora questi combattimenti interiori da cosa dipendono? Dal nostro essere uomini e donne di carne. Spesso ci sentiamo come se toccassimo il cielo. Amen? Perché? Perché andiamo in chiesa, siamo benedetti, cantiamo, sentiamo la presenza del Signore, ascoltiamo la sua parola, gloria a Dio. Tutto ci va bene nella vita, non abbiamo grossi problemi, no? Però non sempre va così. Ad un tratto la tua vita può subire degli attacchi. Qualcosa ti può essere tolto. Quando pensi che tutto vada nella tua vita sempre come una routine, trovi, come dire, una sicurezza, e poi scopri che invece non è così. E allora l'anima tua si abbatte. Amen? Quelle benedizioni che hai vissuto ad un tratto svaniscono. Eppure non dovrebbe essere così. Però è così. Alleluia.
l'anima mia è assetata di Dio, del Dio vivente. E spero che anche in questa sera ci sia tanta sete. Perché se abbiamo tanta sete, il Signore ci darà tanta acqua. Amen. Ma non acqua qualsiasi, della sua acqua. Se tu sapessi chi sono io, se tu sapessi chi ti domanda l'acqua, disse Gesù ad una donna, tu stessa mi chiederesti dell'acqua a me. Io chiedo a te dell'acqua perché come uomo sono assetato, ma se tu ti rendessi conto chi sono io, chi è che ti parla, tu mi chiederesti un altro tipo di acqua che nessuno potrà darti, ma che solo io posso darti. Amen. Alleluia, l'acqua della vita, l'acqua che disseta l'anima, che dà piena soddisfazione e che acquieta ogni subbuglio dell'anima e del cuore. Alleluia. Gloria a Dio. Perché ti abbatti in me, anima mia? Perché ti agiti in me? Spera in Dio, perché lo celebrerò ancora. Egli è il mio Salvatore, è il mio Dio. Alleluia, gloria al Signore. Lo scrittore si sentiva particolarmente attaccato, addirittura dice un abisso chiama un altro abisso al fragore delle tue cascate, tutte le tue onde, i tuoi flutti sono passati su di me. I flutti della cascata, sono sentito travolgere, inconsapevolmente travolgere da questo peso più grande, più forte di me, non sono riuscito a resistere da questo peso. Perché devo andare vestito a lutto per l'oppressione del nemico? Le mie ossa sono trafitte dagli insulti dei miei nemici. Quando stai male e ti rendi conto che qualcuno gode del tuo stato, questo ti produce anche rabbia, perché vorresti una parola diversa, una parola di comprensione, e invece trovi solo accuse. Dov'è il tuo Dio? Dici che sei un credente, cosa fa il Signore per te? Amen. Mi ricorda un po' Giobbe, no? Vi ricordate Giobbe, la storia di Giobbe? Quante pene, quante difficoltà. Mamma mia, quanto ha sofferto Giobbe. Aiutaci, Signore, a non vivere mai quell'esperienza. Alleluia. Gli è stato tolto tutto. Un amico gli fa: ma chissà cosa hai fatto tu perché Dio ha permesso, ti ha tolto tutto. Chissà cosa hai fatto. Pensate, uno che si trova in una certa situazione, no? E sentirti dire chissà cosa hai fatto. È d'aiuto questo parlare? È un peso che si somma, che aggrava un altro peso. Solo Dio ha parole d'amore e di conforto, sempre e in ogni circostanza. Perché Cristo Gesù è il nostro migliore amico ed è il vero amico. Mai ti rinfaccerà qualcosa. Alleluia, e mai ti dirà tu meriti questo perché ti sei comportato in questo modo. Ma il Signore ti dirà sempre: io ti aspetto, vieni tra le mie braccia. Alleluia. E allora è importante la decisione che prendiamo in queste situazioni difficili. Puoi continuare a fare di testa tua, puoi continuare a rimanere in quello stato senza trovare mai una soluzione, oppure con umiltà e ammettendo tutte le tue debolezze e tutte le tue fragilità, puoi andare a colui che ti ama veramente. Alleluia. Puoi andare a colui che ha dato la sua vita in croce per te. Alleluia. E lì puoi ritrovare di nuovo la gioia.
della presenza di Dio. La gioia della salvezza. Fratelli, al pensare che noi siamo salvati, questo pensiero deve produrre in noi gioia. Perché significa che abbiamo scampato la perdizione eterna. E abbiamo trovato, senza che ce lo siamo meritati, o no? Qualcuno se l'è meritato? Io credo di no. Ci siamo trovati salvezza eterna. Per grazia, per la grazia che Dio ci ha concessa nel suo figliolo Gesù Cristo. Quindi al pensare solo questo, fratelli, io sono contento, sono felice. Certamente guardando forse alla vita materiale ti viene a mancare questo e quest'altro, ma gloria al Signore. Dio non ti ha promesso che non ti mancherebbe mai nulla o una vita facile. Gesù ti ha detto, ci ha detto, nel mondo avrete tribolazione. Fatevi animo. Amen. Nel mondo avrete tribolazioni, ma non ha finito lì il suo parlare. Continua. Ma fatevi animo, prendete coraggio, perché io ho vinto il mondo. Amen. Gloria al Signore. Quindi troviamo la gioia nel Signore. Sì, una vita affaticata, problemi, combattimenti, sì, ma sempre nella presenza di Dio. Amen. Alleluia. Anche nelle prove, nelle difficoltà, io trovo gioia nel Signore. E quindi perché ti abbatti, anima mia? Il Signore non è il tuo Salvatore. Perché ti abbatti, anima mia? Perché ti agiti in me? Come se non avessi Salvatore. Ce l'hai un Salvatore. Ed è il Salvatore. Non c'è Salvatore come il nostro Signore. Lui è il Salvatore, il nostro Salvatore. È il nostro Redentore ed è il tuo Redentore. È il nostro Signore e ognuno di noi può dire è il mio Signore. Personale. Perché ho accettato Gesù come mio personale Salvatore. È il Signore della mia vita. La mia vita è nelle sue mani. Alleluia. Perciò di chi temerò? Che mi può fare il mortale? E Paolo dice, ma se Dio è con noi, e chi sarà contro di noi? Alleluia, c'è qualcuno che sarà sempre contro di noi, ma Dio è per noi, è con noi. Dio è per noi un rifugio, una forza, un aiuto sempre pronto nelle difficoltà. Perciò perché ti abbatti, anima mia? Spera in Dio. Alleluia, perché ti agiti? C'è qualcuno che è agitato in questa sera? Non ti abbattere. Dio è fedele. Alleluia. Forse sei preoccupato per qualcosa, per qualcuno a te caro. Fratelli. Per i nostri figli. Come genitori ci comprendiamo. Siamo preoccupati dei nostri figli, è vero? Guardando a questo mondo, è come il nemico è bravo a catturare delle anime per annientarli, c'è da preoccuparsi. Ma una cosa siamo certi, che se presentiamo i nostri figli davanti al trono della grazia di Dio, Dio è potente, Dio è onnipotente, per proteggerli, per salvarli, per farsi ancora conoscere nella loro vita, come si è fatto conoscere nella nostra vita. Alleluia, quindi perché ti abbatti, anima mia? Perché sei agitata? Spera in Dio, perché ritornerai a celebrarlo ancora con gioia. Entrerai ancora con gioia nella casa del Signore, ritroverai la gioia. Alleluia, ma prendi una decisione in questa sera. La decisione giusta qual è? Stare ai piedi del Signore. La decisione giusta qual è? Non fare nulla, ma lasciar fare a Lui. Qual è la decisione giusta? Stare in silenzio, non parlare, fa parlare Dio e ascoltarlo.
Amen. Alleluia. Vogliamo chinare il nostro capo. Gloria al Signore.